La dieta è ciò per cui mi prodigo a fare, nel quanto che sia. Dove trovo la forza e in casa c'è motivo di farla, perché nell'ora c'è solo derisione, come se l'incombenza fosse prodigio. Invece il grasso è codei la cosa che in fattura viene poi come normalità. Io magra devo divenire, com'era 3 anni or sono poi, che accadde che egli mi abbandonò ed anche esse le ragazze, senza sapere le mie priorità, mi trovai in quella della solitudine, ove l'alternativa era la disperata voglia di non esistere né accettare più doveri. In preda al panico andai a bere con le lacrime agli occhi l'ennesimo caffè. Lì conobbi un uomo povero con vestiti e automobile abietti. Gli cambiai la situazione, lo rivestì da capo e a piedi, lo governai tanto quanto lui si fece fare e dire. Mi appoggiava in ogni pensiero, ogni paura, ogni segreto. Lui è un bravo uomo che dovevo passo lui brama. Ecco perché cambiare con lui sia in grado di darmi ordini e volermi cambiare. Essere accettati è l'unico modo di amarsi. Chi mai sarà in grado di farlo così tanto? Esaudire ogni mio desiderio, credere in me appassionatamente. Lasciare carta bianca per ogni cosa, volermi magra coi miei tempi. Ciò che spero è vedere colui che entrambi amo, perché è l'uomo che il destino mi ha promesso da tempo. Non importa l'età, lui è egli, con temperamento, vorrei incontrarlo, sapere che penso che vuole che ci sia compatibilità nel di persona, forse è più mite di ciò che penso, o forse è più buono di ciò che credo. Tony.